questo c'è il vantaggio che c'è il tavolo a fianco. Ci troviamo sulla cima del Monte Arci, è un massiccio isolato che si erge nella pianura del Campidano in Sardegna. Il mantello del monte è formato da colate di lava basaltica, mentre la sua ossatura è di trachite. Le sue vette sono 3 torrioni basaltici di origine vulcanica. Queste 3 vette rocciose formano una specie di trepiede da cui deriva il nome di Sa Trevina. Sa Trevina Longa è un monumento naturale a forma di tronco di cono ed è la massima elevazione del Monte Arci che raggiunge la quota di 812 metri. Si tratta della parte terminale del condotto vulcanico fossile da cui un'eruzione effusiva pliocenica ricoprì di lava l'attuale altopiano della sommità del monte. Allora passare da questa lasciare la baita pulita, giustamente. Cioè, comunque a Canarie in dicembre non può. Mamma, wow. Buongiorno a tutti da questa vista spettacolare. Siamo sulla cima del Monte Arci, circa 800 metri di altezza. A differenza di ieri che era parecchio nuvoloso, c'era la nebbia. Oggi giornata favolosa, splende il sole, non c'è neanche una nuvola, si sta benissimo, non c'è per nulla freddo a differenza della scorsa notte. Wow, che vista! Qua abbiamo una bellissima vista sul medio Campidano, si vede il mare, il golfo di Oristano e qui si vede una parte del Monte Arci con le famose Trevina Longa e Trevina Lada, dei monumenti naturali molto interessanti. Là in fondo si vede anche il Monte Arquentu, tutti i monti della Costa Verde. Giornata favolosa, tra poco ci si sposta, andremo a percorrere il famoso sentiero dell'Ossidiana, tant'è che il Monte Arci è famoso proprio per la presenza dell'ossidiana. Quella là in fondo è Oristano, Stagno di Santa Giusta, il porto industriale, poi qua ci sono tutti i campi della zona di Arborea, là c'è Capofrasca, Marcedì e là in fondo il Monte Arquentu. Il Monte Arci è molto affascinante anche per i suoi boschi di quercia e soprattutto queste distese di pietra vulcanica ricoperta di muschio. Ci sono dei colori molto belli, questo verde sgargiante, molto wow. Bene, ora liberiamo il campo base e ci spostiamo.
raggiunto questo bellissimo spottino per pranzo, pineta attrezzata con acqua, tavoli, veramente top. Il Monte Arci ha tantissimo da offrire. Che setup! Corvina vuol dire corvina. Queste sono corvine nere come corvo. Una scala. Una scala. Un sentiero completamente di ossidiana. Spettacolare, tutte le forme, come si scheggia. Comunque questo sottobosco è davvero spettacolare. Poi adesso ci sono delle luci fantastiche, il sole sta iniziando a calare. E all'improvviso diventa tutto pomice, leggerissimo. Che vista! Sì, sicuri, se sei malato di burnout, vieni qua. È terapeutico. Cura qua. Cioè, guarda l'altopiano della Giara, come si vede bene adesso. E ora ci avviciniamo a un punto panoramico, dopo una bella passeggiata tutta in salita, in mezzo all'ossidiana, nel sottobosco. Eccoci qua, un punto super panoramico. Wow, che spettacolo!